Ascolta, io penso che tu comunque sei una bella ragazza. Ti farò una domanda e se risponderai sì, mi darai un bacio. Allora, hai capito come si gioca? Direi di sì. Ho vinto! Ne abbiamo passate di tutti i colori, ragazzi. Abbiamo rimorchiato ragazze in piscina. Ci abbiamo provato con le mie amiche sul mare. Ma oggi proverò a fare l'impossibile. Avete capito bene? In questo momento infatti sono fuori che sto per andare dalla mia ex ragazza. Sì, la conoscete tutti, si chiama Giada. Oggi faremo un esperimento sociale che è a dir poco assurdo. Infatti tenterò di baciarla. Prima però mi dichiarerò a lei dicendole infatti che la amo ancora. Ragazzi, è arrivato il momento. Con un tempo un po' a dir poco schifoso, andiamo. Lo sapete con cosa ci andremo? Eccola qui, ragazzuoli, la bella macchinina degli anni 80. No, forse era 90. Ma chi se ne frega, andiamo. Ragazzi, siamo in mezzo al nulla e c'è un vento assurdo, infatti non so se mi sentite. L'appuntamento in questa casa abbandonata, raga, e lei tra pochissimo sarà qui. Questa casa fa quasi paura, raga. Adesso proveremo a entrarci. Questo è il luogo dove è un po' abbandonato, devo ammetterlo, però comunque dove mi dichiarerò alla mia ex ragazza. Detto questo, aspettiamole, ci vediamo tra poco. Ragazzi, sta arrivando, la vedete? Eccola lì, sta arrivando. Eccola qui, la famosissima Giada. Dopo l'ultima volta sei ritornata. Visto che cosa è bello. Wow, ti starei chiedendo perché ti ho invitata, vero? Se intanto mi salutassi, no? Va bene, ti saluto. Allora, dato che c'è un vento assurdo, direi di entrare in quella casa. Siccome sono un tipo moltissimo romantico, ti ho preparato una casa tutta per noi. Non sei contenta? È romantico perché... Adesso te lo spiego, ma perché dobbiamo procedere così in fretta? Vieni con me, vieni pure con me. Entriamo in casa. Ragazzi, è venuto praticamente il padrone della casa abbandonata e ci sta cacciando. È finita, ragazzi. È finita. Va bene. Salve! Finalmente arrivati a casa. Intanto non ti dispiace se io sto vloggando, vero? No, certo che non. Va bene, perché è una cosa in serbo per te, ma ora te ne parlerò bene. Allora Giada, ti spiego. Diciamo che oggi sono qui perché ti devo parlare di una cosa molto importante. E ti volevo dire delle cose comunque un po' così. Sarebbero? Allora, diciamo che noi due comunque ci siamo trovati bene, no? Nel senso che non ci siamo trovati malissimo. Cioè, nel senso, no. Prima parli. Ti stavo abbracciando, cioè, sì. E diciamo che ho pensato e ripensato a noi, ma intanto camminiamo che te lo spiego meglio. Ok. Io ho pensato, cioè, dall'ultima volta che sei venuta, che tu sei una ragazza molto carina. E quindi ho detto perché non invitarla in una casa abbandonata, ma dato che è arrivato quello che ci ha cacciato, invitarla a casa mia? Ragazza carina, cosa? Ma stai scherzando? Ascolta, io penso che tu comunque sei una bella ragazza e volevo un attimo capire se per te era la stessa cosa, nel senso... Salvo, ma stai scherzando? No, spiegati meglio, veramente. Ma che cosa stai dicendo? Dall'ultima volta ho notato che, nel senso, posso... cioè, ho qualcosa da dirti, però nel senso... Allora, ti spiego. Ho pensato, wow, che bella questa ragazza, no? Cioè, ti trovo molto interessante. Scusa, e quindi non ho capito assolutamente il tuo discorso. Ragazzi, sono andato un attimino in bagno. Lei in questo momento non mi sente perché è dall'altra parte della casa. Adesso scopriremo se finalmente è tornata, perché mi vuole ancora. Quindi gli farò capire insomma che voglio baciarla. Non lo so, gli farò un gioco. Aiuto, raga, questa sarà molto pesante. Ovviamente non lo sto facendo perché lei mi piace ancora, non fraintendetemi. Ma così scopriremo la verità una volta per tutte. Ada! Finalmente sei tornato, ma quanto ci hai messo? Mi sono mancato così tanto, lo so. Allora, come sta la mia Giadina? Allora, ti spiego, no? Ti spiego. Ho deciso di dirti la verità. Salvo, che cosa ti sta succedendo? Oggi sei stranissimo, non sei più quello di prima. Allora, ti spiego, lo so, mi trovo in imbarazzo davanti a te.
ti devo dire la verità, ok? Te la sto per dire. Giada, io penso di essermi innamorato di te. Cosa? Sì, sto registrando perché lo voglio dire a tutti. No, non sto scherzando, mi sono innamorato di te, ok? No, non è possibile. Come no? No! Come no? Scusa. No! Proverò a baciarti in questo momento. No, fermati! Allora, Giada, ti parlo chiaramente. Dopo l'ultima volta io mi sono innamorato e voglio darti un bacio, è possibile? No che non è possibile. Direi, secondo te io bacio una persona che ho lasciato 2 anni fa e che adesso siamo perfetti sconosciuti quasi. E vabbè, ma cosa vuoi che sia? Ma poi sono così carino come una volta. Vorresti dire che sono imbruttito? Ma che c'entra? Ma sono io che non provo più niente per te. Se, vabbè, menzogne. Allora, Giada, facciamo i seri, dai. Adesso io vengo lì e ti do un bacio. No, ma come fai a rifiutare? No! Potremmo rovinare la nostra amicizia, te l'avevo detto anche prima. Ma perché non mi devi mai ascoltare? Ho un'idea geniale che fa al caso nostro. Vorresti sapere qual è? Dilla che ti devo dire più di tanto. Ebbene sì, giocheremo dopo più di un sacco di mesi al gioco bacio o schiaffo. Che ne dici, eh? Va bene, giochiamo, tanto vinco io, si sa. Aspetta, in realtà questo gioco non ha un vincitore, o forse sì, perché se mi dai il bacio vinco io, se fai dallo schiaffo in teoria che tu non vuoi darmi un bacio. Va bene, ok, giochiamo. Ti farò una domanda e se risponderai sì, mi darai un bacio. Se invece risponderai no, mi darai ok, non doveva andare così, ma mi darai uno schiaffo. Che ne dici? Solamente perché mi hai fatto ridere va bene. Allora, hai capito come si gioca? Direi di sì. Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Arbitro! È valida, mi dicono che è valida dalla regia. No, non è possibile, fermi tutti. No, io non ti bacio a te, no. Ormai hai perso, non puoi farci più nulla. Allora, Giada, sei pronta a baciare un figo come me? Che non sono un figo ma sono un imbecille? Ma stai scherzando? Vedi che non era questa la domanda doveva essere un'altra. Perché tu non puoi prenderti il gioco di me in questa maniera. Che mi dici, com'era il gioco? E io ti dico, sì che me lo ricordo com'era il gioco. E tu prendi e dici, visto hai detto di sì. No, non era questa la domanda. Sì, continua a urlare, ma fatto sta che hai detto sì. Quindi, tada, hai perso. Eccoci qua. Allora, siccome sono un buon amico, sceglierai se darmi un bacio sulle labbra o nella guancia. Nella guancia, è ovvio. Va bene, solo perché sono un gentiluomo. Allora, 3, 2, 1. E vabbè, ero molto soddisfatto. Meno male, almeno questo. Salvo, veramente, adesso devo andare, dai, si è fatto tardi. Oh, ma dove stai andando? Non mi hai detto ancora perché sei tornata dopo 3 anni. Ma te l'avevo detto la scorsa volta. Cioè, no, ma non te lo dirò mai. Ma non è vero che me l'hai detto la scorsa volta. Se ho visto il video alla fine e hai detto che c'è un'altra verità, me la vuoi dire? No, basta, Salvo, io me ne vado veramente. Dove vai? Ma cosa stai facendo? No, mi devi dire la verità, Vieni qua, mamma. No! Ragazzi, ho provato a dichiararmi e non è tornata perché vuole rifidanzarsi. Allora perché la mia ex è ritornata dopo 3 anni? C'è qualcosa che non mi è chiaro, ma che cos'è questo qualcosa secondo voi?